Ancora un buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È entrato in vigore il decreto festività che impone maggiori restrizioni fino al 31 gennaio, visto l'aumento dei contagi. Cambia anche l'estensione del Super Green Pass che dal 1° febbraio sarà ridotto da 9 a 6 mesi. Allora vediamo nel servizio quali sono tutte le novità introdotte dal governo. Nuova stretta di Natale con la variante Omicron che dilaga dopo la cabina di regia, presieduta dal Premier Draghi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto festività che aumenta le restrizioni dopo il boom di contagi sia a livello nazionale, oltre 44.000, e sia in regione con più di 1.000 nuovi positivi. Diverse le novità fino al 31 gennaio, con in primis l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione al chiuso, anche al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o mangiare un travenzino al bancone del bar, ma solo tra i tavoli all'aperto. Servirà il Super Green Pass anche in palestre, piscine, musei, terme e per lo sci. Obbligo di mascherina all'aperto e di FFP2 al chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto. Nello stesso periodo stop alle feste anche in piazza all'aperto. Non ci saranno, invece, al contrario dello scorso anno, limitazioni di legge al numero di ospiti in casa per la vigilia o il giorno di Natale. Sospese, fino al 31 gennaio, le attività di discoteche e sale da ballo. I visitatori delle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il Green Pass rafforzato, ma se non hanno effettuato la terza dose di vaccino dovranno esibire anche un tampone negativo. Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero, anche se è vaccinato. È prevista l'effettuazione di tamponi a campione al momento dell'ingresso in Italia dall'estero. In caso di positività si applica la misura dell'isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio deve stare in isolamento nei Covid Hotel. Dal 1° febbraio, altra novità importante, la durata del Green Pass vaccinale sarà ridotta da 9 a 6 mesi e la somministrazione della terza dose sarà ridotta da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Infine, per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale, potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti a gennaio. E dopo il Consiglio dei Ministri di ieri sera si è tenuta la conferenza stampa con il Ministro della Salute Speranza, il coordinatore del CTS Franco Locatelli e il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro, che ha fatto il punto sulla situazione dei contagi in Italia. Sentiamolo. Alcuni dati sulla situazione del nostro Paese, come in base alla crescita del numero di casi che abbiamo censito in questi giorni, l'incidenza nei 7 giorni per 100.000 abitanti oggi si attesta sul valore di 352, che è in netta crescita rispetto alla scorsa settimana. Parallelamente abbiamo dei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva in area medica rispettivamente che superano leggermente il 10% e il 13%, con una crescita che, come abbiamo visto nelle scorse settimane, è lenta ma continua in tutto il Paese. Parallelamente abbiamo un segnale che comunque l'RT si mantiene sopra la soglia di 1, domani la cabina di regia poi esaminerà i dati nel dettaglio, il che vuol dire che testimonia ovviamente come la crescita dei casi continui e come peraltro vediamo. Durante questa settimana, come sapete, è stata effettuata una flash survey, in particolare nella giornata di lunedì. I tempi tecnici per il sequenziamento sono tempi che richiedono qualche giorno, però usando degli indicatori approssimati legati alla specificità delle delezioni nel GNS della variante Omicron, è stato possibile nella giornata di oggi sostanzialmente fare una stima in qualche modo sulla prevalenza della circolazione della variante Omicron nel nostro Paese. Questa stima si attesta un po' sopra il 28%, che marca chiaramente rispetto al valore di 0,2-0,3 che avevamo stimato all'inizio di dicembre, in particolare il 6 dicembre, marca chiaramente come questa variante cresca in maniera molto rapida. L'ultimo aggiornamento che riguarda la situazione Covid nella nostra regione parla di 643 nuovi contagi rilevati da 7.860 tamponi molecolari, la percentuale di positività è dell'8,18%, test rapidi invece sono stati 14.068, hanno portato a rilevare 183 casi. Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 19,37% dei nuovi
nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 10 persone, tra queste anche un uomo di 68 anni di Turiaco che è morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25, i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 275. 3 i contagi tra gli ospiti e 4 tra gli operatori delle residenze per anziani. L'ospedale di Udine è il primo in Europa ad essere dotato dell'innovativa tecnologia Gamma Pod per il trattamento del tumore al seno, macchinario donato all'azienda sanitaria dalla Fondazione Friuli. È una giornata importante, sono orgoglioso di rappresentare questa azienda, sono orgoglioso soprattutto che la Fondazione Friuli assieme alla Regione possa averci portato a questo traguardo, un traguardo importantissimo. Stiamo parlando di strumentazione che solo questa azienda ha in Europa e che sicuramente ci aiuterà nel sconfiggere naturalmente altri mali oltre al Covid. Questa nuova strumentazione permetterà sicuramente di ridurre quelle che sono, diciamo, le ripercussioni che può avere in questo caso una donna rispetto a determinati tipi di terapia, dovrebbe facilitare naturalmente anche il percorso di trattamento della stessa donna. La Fondazione sta dimostrando con i fatti la grande sensibilità del sistema di salute e quindi contribuisce a questo risultato insieme alle risorse pubbliche dell'azienda sanitaria e quindi della Regione a questo importante investimento. Abbiamo visto un valore di eccellenza importante che trova sede nell'ospedale di Udine grazie anche alle competenze professionali dei medici che ovviamente abbiamo ascoltato in che modo potranno in qualche modo andare incontro nel modo migliore su condizioni di patologia oncologica, quindi stiamo parlando di cose molto importanti. La cronaca: un uomo di 75 anni di Bagnarola di Sesto Arrega è rimasto ustionato gravemente a seguito di un ritorno di fiamma mentre stava lavorando all'esterno della sua abitazione vicino al barbecue, quando per cause in corso di accertamento si è verificato un problema con la bombola del gas. Sul posto è intervenuto l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco. Il 75enne è stato intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Subito dopo l'elicottero ha raggiunto un'abitazione di San Vito al Tagliamento, dove sempre a causa di ritorno di fiamma è rimasto ustionato un bambino di 13 anni. Anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco. C'è un indagato per favoreggiamento personale per l'ipotesi di concorso nel delitto della strage di Natale del 1998, quando in via Longheria a Udine morirono 3 agenti della squadra volante uccisi dallo scoppio di un ordigno. È un friulano di 69 anni residente a Premariacco. La bomba esplose alle 5:50 uccidendo Giuseppe Guido Zanier, Adriano Ruttare e Paolo Cragnolino. L'inchiesta era stata chiusa e poi lo scorso anno è stata riaperta dalla Procura di Udine. Un giovane dell'Isontino è rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente che l'ha visto coinvolto con la sua auto alle 4:30 a Mossa. È andato a schiantarsi contro il muro di una casa con un violento impatto. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza e l'elisoccorso che ha portato l'uomo al Santa Maria della Misericordia. Ferito in maniera lieve anche il passeggero che è stato accolto all'ospedale di Gorizia. Moglie e marito di San Daniele sono rimasti feriti ieri pomeriggio nel vialetto della loro abitazione che porta al garage dopo aver posteggiato l'auto senza aver azionato il freno a mano. Il veicolo si è mosso e per evitare di essere travolti i 2 coniugi si sono mossi di scatto cadendo a terra e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale, medicati per ferite fortunatamente non serie. Incidente di caccia ad Aquileia ieri pomeriggio. Un cacciatore della zona ha esploso un colpo in direzione di quello che aveva scambiato per un animale selvatico. Ad essere raggiunto alla schiena invece un agente del Corpo Forestale che è poi stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni non gravi. In ospedale a Palmanova in shock anche il cacciatore.
Piovono le disdette ai ristoranti per il pranzo di Natale. L'obbligo di Super Green Pass pesa sulle scelte dei pordenonesi, oltre al costo della vita, e dunque la maggior parte di loro trascorrerà il 25 in casa. Natale in famiglia, a casa, ristoranti tutt'altro che pieni per il pranzo di domani. L'obbligo del Super Green Pass, l'aumento dei contagi da Covid-19 e l'incidenza della nuova variante Omicron si ripercuotono sulle scelte dei pordenonesi, che tra l'altro devono fare anche i conti con l'aumento del costo della vita. Così alcuni di loro si sono confidati ai nostri microfoni. Trascorrerà il Natale a casa con i parenti? Sì. Ecco, nessuno è uscito al ristorante, immagino. No, anche perché siamo sempre al verde. C'è un po' di timore per questo virus, immagino. Sì, ma è bello stare a casa. Resterà a casa con familiari, parenti e andrà... Da sola. Ha paura un po' del virus? Guardi, se è una cosa che non sopporto questa, ma comunque sì. Beh, logicamente, dai, ormai va bene così, dai. C'è un po' di preoccupazione per questo virus? No, per me assolutamente niente, perché quando è la nostra ora ce ne andiamo, guarda, figurite se il virus. Ristoranti neanche pensarne quest'anno? No, io non sono vaccinata, quindi non posso andare perché sono allergica a un sacco di cose, quindi... La storia di un quartiere di Udine raccontata in quasi 400 foto storiche. Vediamo. Sono quasi 400 le foto storiche esposte all'oratorio di via Bertiolo, a Udine. Raccontano oltre un secolo di storia del quartiere di Sant'Osvaldo, la chiesa di San Paolo, la scuola dell'infanzia, momenti di vita di associazioni, persone, della parrocchia, di tutta la comunità. Una mostra frutto di oltre 2 anni di ricerca, allestita grazie alla generosità e alla passione di tanti volontari, cittadini e collaboratori. L'itinerario, che fa rivivere un lungo percorso, tutto per immagini, parte dallo scoppio della polveriera nel 1917 e arriva agli scatti di questa zona del capoluogo friulano dopo la devastante esplosione. Una rassegna a ricordo del quartiere che si può visitare anche nel sabato e nella domenica del 25 e del 26 dicembre dalle 10 alle 16 all'oratorio di via Bertiolo, la sede a Sant'Osvaldo. Resta aperta fino al 23 gennaio. Tra poco c'è A Voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.